ma ancora una palla intercettata dalla formazione torinese che si regala questo canestro di Baldi. Davide Poltoneri, 3 punti da recuperare per Perugia. Simone Bonamente, il passaggio sul pitturato per Paolo Necchiarello, ancora segno, un altro dei giocatori di vantaggio. Parente, il blocco di Wojciechowski, l'apertura per Baldi Rossi, per il liberissimo Wojciechowski che combina un mezzo pasticcio, poi riesce a realizzare invece Chiarello e Bei. Questi 2 cambi operati da Andrea Fabrizi, mentre Baldi Rossi va a trovare questa difensivo Torino. E adesso Nicola Mei si presenta di fede biancorossa da questo giocatore appena arrivato a Perugia. Intanto Evangelisti in precario e c'è Costantino Cutolo nella parte dell'angolo più lontano del campo. Il pallone arriva invece a Simone Bonamente, la tripla del capitano Simone Bonamente. Umberto Meschini, Conti per questo possesso, 3 secondi per andare al tiro, lo cerca e lo trova proprio l'ultimo entrato. Francesco gli ruba palla e va in contropiede a schiacciare questo Costantino Cutolo. Al tiro Cutolo, il canestro del numero 10 di Perugia. Il passaggio, Poltoneri invece va a cercare Giacomo Chiatti, la palla Chiarello, il canestro di Paolone Chiarello. Molto bravo Davide Poltoneri, il tiro dalla lunghissima distanza di Davide Poltoneri, è da 2 ma una buonissima azione di il surfista perugino. La palla per Davide Poltoneri, in precario equilibrio, la gran tripla di Davide Magic Poltoneri. Nicola Mei per Perugia, il blocco di Cutolo, Nicola Mei vuole il sorpasso e lo trova, braccia grandissimo come sempre Poltoneri, l'apertura per Simone Bonamente, la tripla del capitano, la tripla su di lui il fenomenale capitano di Perugia. Si fronteggiano i 2 ex compagni. La tripla, grandissimo il pallone, 4 secondi, Parente, l'arresto del tiro, eccolo qua. Per ritornare avanti, Giacomino Chiatti, la palla per Davide Poltoneri e la penetrazione, il canestro di Davide Poltoneri, finalmente Perugia. Un po' meglio. Baldi Rossi, la tripla di Pippo Baldi Rossi, autentico cecchino sull'arco. No. L'apertura per Costantino Cutolo, la tripla di Costantino, la tripla del sorpasso Perugia. Costantino Cutolo porta avanti Lario Matic, 56-55, 15 secondi alla fine della partita, la difesa è esplosa, il palo Evangelisti, Tommasini, il rimbalzo di Wojciechowski, la difesa di Perugia e c'è il fallo. Ancora i fischi dell'Evangelisti. 2 su 2 per il vantaggio e il time out. E Mei pronto a Chiarello, il giocatore di Perugia fermato. E perché non fischia? Il tiro di Giacomo Chiatti, perché non fischia? Purtroppo però abbiamo lasciato altri 2 punti in casa, purtroppo. Poi vabbè, d'altronde gli arbitri hanno il fischietto loro. Se avessimo voluto fischiare noi qua dentro penso che all'unisono proprio sarebbe partito il fischio. 2 situazioni simili, però abbiamo giocato una grandissima partita contro, penso, una, se non è la migliore, insomma, del campionato. Poco ci manca, un vero peccato.